molti altri casi il PIL è andato quasi a zero, addirittura in negativo. Nel 2009 addirittura è andato a meno 5%, ha accusato lo stesso colpo che ha accusato l'Italia. Ultimamente siamo a livelli pressoché pari dello 0%. L'Italia invece negli anni del suo boom economico, quindi si intende quegli anni, quei decenni in cui di fatto avevamo degli aumenti percentuali del PIL superiori al 5%, si parla quindi grosso modo di anni 50, 60, fino ai primi anni 70, quei stessi anni in cui siamo diventati la nazione che siamo adesso, non ci siamo affatto basati sulle logiche di saldi in attivo borsetto estero. In quegli anni il nostro saldo borsetto estero era in passivo. Tutta questa area scura con sotto che vedete. Ci siamo indebitati nei confronti dell'estero, nonostante la nostra economia fosse florida. Il governo abrogherà il divorzio tra Banca Italia e il Ministero del Tesoro, quindi tornerà a controllare completamente la sua capacità di spesa a deficit. Il governo addirittura farà qualcosa di più, potrebbe anche decidere di abolire completamente l'emissione dei titoli del Tesoro, i cui moderni sistemi finanziari non servono allo Stato per finanziarsi, proprio perché il governo, prima di prendere indietro i soldi con le tasse o anche vendendo titoli, come abbiamo visto prima, deve spendere i soldi. I titoli di Stato in verità hanno una funzione completamente diversa in uno Stato moneta sovrana che consiste nel regolare il tasso di interesse interbancario a breve termine, che è un concetto difficile che forse non vale la pena parlare in questa sede, eventualmente chi poi me lo vuole chiedere e gli rispondo, ma comunque anche questa è una cosa che può essere risolta benissimo in altre maniere. Di seguito vediamo dei classici esempi delle differenze tra tassi di interesse sui titoli di debito pubblico di nazioni a valuta sovrana confrontati con quelli di altre nazioni dell'area euro. Vedete bene come stati a moneta sovrana come Stati Uniti, Gran Bretagna e Giappone di fatto sono loro che fissano gli interessi sui titoli di Stato, proprio perché non hanno nessuna necessità di vendere tutti i titoli di Nasdaq per guadagnare i soldi per poter spendere. Addirittura il Giappone ha fissato un tasso di interesse sui suoi titoli decennali a un livello dello 0,5% quasi. Altri paesi che invece hanno bisogno dei mercati per finanziare la loro spesa hanno degli interessi sui titoli di Stato che possono raggiungere anche livelli molto alti, soprattutto il Portogallo e la Grecia, quei paesi dei quali gli investitori si fidano meno e fanno materialmente più fatica a finanziarsi sui mercati internazionali. Tutti i conti correnti saranno assicurati dalle banche d'Italia, questa è una funzione assolutamente importantissima di ogni banca centrale del mondo. Le banche saranno quindi regolamentate nell'esclusivo interesse pubblico, quindi non potranno usare le riserve per speculare, per acquistare titoli derivati. Sarà quindi impedito il funzionamento del settore finanziario speculativo in Italia. Il debito di Stato residuo in euro sarà onorato in tempi e modalità decisi dall'Italia, non dagli altri paesi, come sta oggi facendo l'Argentina che ha ristrutturato sopra il 90% del suo debito pubblico in dollari. I cittadini italiani con insolvenze intrattabili saranno aiutati dal governo nuovamente sovrano. Ricordiamo che l'Italia comunque può utilizzare anche l'IRA per acquisire gli euro per pagare il suo debito o quello dei privati, questo assolutamente non rappresenta un problema. Eventualmente i debitori che avranno delle difficoltà nel pagare i loro debiti potranno sempre accedere al piano di lavoro garantito al fine di guadagnare un reddito sufficiente per poter anche pagare i debiti. Il governo renderà operativa una disposizione che obbligherà le banche a rifinanziare i mutui in lira e da notare anche che il cambio lira-euro sarà con ogni probabilità in favore della lira, perché come abbiamo detto prima, con il nostro meccanismo è più probabile che la lira si valuterà, non si svaluterà. E questo di fatto faciliterà il pagamento dei debiti pagati in euro.
Il governo quindi perseguirà anche una linea di piena responsabilità sociale sulle imprese con rilevanza sistemica che, qualora decidessero di dismettere le loro attività sul nostro territorio, saranno obbligate comunque a farlo con una stretta collaborazione col governo al fine sia di tutelare l'occupazione perduta sia di ripristinare eventuali danni che sono stati fatti all'ambiente. La presentazione è finita, io vi lascio aperta questa slide in cui ho messo degli importanti link ai nostri siti di riferimento. Quindi iniziamo col sito del giornalista Paolo Barnard, il fondatore del nostro movimento. C'è poi il sito ufficiale dell'MNT a livello nazionale, che è questo qui, mnt.info, che vi consiglio di leggere quotidianamente per trovare molte notizie interessanti riguardo l'andamento della nostra economia. E qui nel nostro sito è possibile trovare degli articoli molto interessanti, perché abbiamo gli articoli che spiegano proprio bene il funzionamento delle banche commerciali, quindi come di fatto la valuta viene creata e gestita anche all'interno del circuito del credito privato. Abbiamo molti articoli che spiegano i buoni motivi per tornare ad avere una valuta sovrana. Abbiamo una serie di articoli molto interessanti scritti da uno dei nostri economisti di riferimento, che è William Mitchell, che spiega bene in dettaglio tutte le cose che vi ho detto io, quindi cos'è il deficit pubblico in uno Stato moneta sovrana, qual è la reale funzione delle tasse in uno Stato sovrano e dei titoli. Grazie, ho finito. Qualcuno che ha da porre qualche domanda? Ma allora dovrebbe mancare anche un link, 10 buone cose da fare per tornare alla lira. Perché voi avete spiegato tutto quanto, avete spiegato, ma e cosa dobbiamo fare per tornare alla lira? L'emozione. Lei intende dal punto di vista politico? No, dal punto di vista del cittadino. In che senso? Io come singolo cittadino italiano, ipotesi che io sia un cittadino italiano, cosa posso fare perché l'Italia torni alla lira? Vado a votare? Faccio una parentesi, qui adesso vedete il gioco chiaro e zuccherato, che è la referente MMT che si occupa dal punto di vista giuridico della parte politica a riguardo. Ecco, è una scelta politica di sicuro, così come è stata una scelta politica quella di entrare nell'euro. Molti di voi sanno che l'ingresso nell'euro non è stato dettato dal Trattato di Maastricht del 92, perché lì sono state date le disposizioni generali, nonché i limiti del 3% del 60% di indebitamento, ma è stata una scelta di qualsiasi paese, dei paesi partecipanti al Trattato di Maastricht, firmatari del Trattato di Maastricht, di poter entrare nell'euro. Si vede la Gran Bretagna che per esempio non è entrata nell'euro e ad oggi ha una sua banca, conditio sine qua non, come avevamo noi prima del 1981, quando il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia non erano ancora separate, e in più nel Trattato di Maastricht c'è una clausola che non mi ricordo come si chiama, per cui qualsiasi paese firmatario sì, esatto, può arrivare in qualsiasi momento quando vuole. Di fatto è una scelta politica e chiaramente noi cittadini ad oggi, dal mio punto di vista, non abbiamo assolutamente in Parlamento un partito politico che sia in grado di proporre un'uscita dall'euro, che si può fare con decreto legge. Cioè non è che ci voglia, correggimi se sbaglio, Chiara, cioè è una scelta politica quella che si può fare, così come la recessione dai trattati internazionali. Maastricht e Lisbona in primis, per ciò che riguarda l'appartenenza futura alle direttive dell'Unione Europea, nonché al Trattato di Western e al Trattato di Schengen ancora prima. Di fatto noi cittadini a questo punto potremmo, dal mio punto di vista, fare pressione semplicemente all'interno del partito a cui apparteniamo. Se qualcuno ha un sacco di soldi, perché si tratta di soldi, se ne crea uno, la mega, perché ci vuole una grossissima attività mediatica, nonché ci vogliono delle persone che siano estremamente competenti a riguardo, cioè che siano competenti e dal punto di vista giuridico e dal punto di vista economico, perché tornare ad oggi alla lira con la classe politica che noi abbiamo sarebbe un disastro. Perché sarebbe un disastro con la nostra classe politica? Perché tornare alla lira
significa dover seguire economicamente, non che politicamente, una via, una strategia che, siccome è stata fatta in malafede precedentemente, che cosa significa? L'entrata nell'euro è stata una scelta in malafede. Cioè chi ci ha fatto entrare nell'euro, il caro buon Prodi, non l'ha fatto per il bene del popolo. L'abbiamo visto prima nella piramide, c'è una banca centrale fatta di privati, sotto i quali ci sono multinazionali e tantissime altre aziende, cioè la finanza internazionale, sotto la quale c'è il governo, che è esattamente la piramide rovesciata di ciò che era prima del 1981. Pensate bene al governo, proprio lo schema che ha detto lei sul governo, sulla piramide. Pensate bene proprio come siamo ridotti. Prima eravamo vicino alla piramide, adesso siamo in fondo esattamente nelle stesse condizioni del settore privato. Adesso lo Stato fa come un cittadino, adesso lui è la banca centrale, io sono lo Stato, ad oggi lo Stato, il governo italiano deve andare dalla banca centrale privata a chiedere se mi presti i soldi per fare la strada, l'ospedale, tutto ciò che dovrebbe essere pubblico, statale. Cioè, lo Stato dovrebbe garantire questo. Noi come cittadini, ragazzi miei, io devo essere sincera, possiamo solo confidare nel fatto che si sveglino qualcuno dei partiti politici, e io sinceramente non ci confido un fico secco, perché sono pagati dagli stessi che ci hanno fatto, qui si tratta dei soldi, sono pagati dagli stessi che ci hanno fatto entrare in questa logica, dagli stessi che chiaramente propendono per una detassazione delle multinazionali e massacrano di tasse le piccole e medie imprese. Se posso solo aggiungere una cosa. Comunque, non è vero che non possiamo fare niente, nel senso, dobbiamo assolutamente informarci, perché poi quando andiamo a far pesare quelle che sono le nostre conoscenze e le nostre volontà, andiamo a chiedere quello che serve, non quello che non serve. Per cui tanti movimenti di protesta al momento magari protestano su delle cose che sono legittime, ma non si rendono conto che sono inutili. Non possono in questo momento andare a chiedere al governo di tagliare le tasse. Non puoi tagliare le tasse in questo momento qui. Quindi il primo dovere di un cittadino della Repubblica Italiana è intanto riscoprire anche quella che è la nostra Carta Costituzionale, perché guardate che quello che è scritto lì, quello che abbiamo detto di economia oggi è nella Carta Costituzionale. Noi non stiamo dicendo niente che non sia assolutamente all'interno di quello che è già la nostra Repubblica. Qual è la cosa terribile, che qui ancora non l'abbiamo detto stasera, che stanno modificando la Costituzione? Allora lì sì che sono guai, allora lì sì che ho un problema, e come cittadini dobbiamo diventare resistenti e consapevoli di quelli che erano i valori fondativi della nostra Costituzione, ritornare ai principi quelli e pretendere quello. Il prossimo politico che si presenta, che dice che vuole uscire dall'euro, dall'altro, gli si deve dire sì, ma noi cittadini vogliamo anche ricostituire la nostra Costituzione. Quindi vogliamo la piena occupazione, vogliamo uscire da questo tipo di Europa, noi siamo una repubblica, l'Europa non è neanche un federalismo, non è neanche federale, è un impero, ragazzi, cioè dal punto di vista giuridico è un mostro che non esiste da nessun'altra parte, è la chimera, non esiste da nessuna parte, le stanno provando tutte per dargli un percorso giuridico e infatti se lo stanno inventando. Guardate il Parlamento europeo che... Sì, sono un attivista MMT del Veneto, Marco e Chiara, e volevo come cittadini farvi sottolineare e portare alla luce un detto della Camus sti giorni, che la CGIL sta protestando a livello europeo, sta contestando il Job Act, e ha detto, e questa è una cosa che mi fa veramente ridere proprio per quello che diceva Chiara eccetera, ricorre alla Corte Europea. Mi viene proprio da ridere che la Camusso per il Job Act, va bene, va a ricorrere alla Corte Europea, è come dare nelle fauci del leone, questi qua la sbranano. Allora io che comprendo e capisco quello che vuol dire Chiara, che Marco ci conosciamo, ma
Ho detto, ma ricorri almeno alla Corte Costituzionale Italiana? Cosa vai a ricorrere al Corte professori Europea? precari, che anche là la Corte, la stessa cosa di 400.000 professori precari, la Corte Sì. di Giustizia Europea. Da questo io capisco che siamo in mano di deficienti. Ma un attimo, c'è un Siamo in mano di motivo- deficienti. Un attimo solo, c'è un motivo per cui ricorrere alla Corte di Giustizia italiana. Allora, a prescindere dal fatto che, come Chiara diceva, noi abbiamo nei nostri primi 12 articoli, gli articoli fondamentali della Costituzione, abbiamo scritto Anche che dei rapporti economici delle... facciamo riferimento ai primi 12 perché è proprio la linea guida. Si parla di Stato sociale e di piena occupazione. C'è scritto nei primi 12 articoli della Costituzione, nonché Caracciolo, diciamo una conferenza di qualche giorno fa, una sentenza della Corte di Cassazione di maggio 2014 ha sancito che la nostra Carta Costituzionale è più forte dei trattati internazionali di diritto comunitario. 238 di ottobre. Sì, di ottobre. Il che significa che c'è una differenza tra il diritto internazionale e il diritto comunitario. I trattati di Lisbona e di Maastricht fanno parte del diritto comunitario. La nostra Costituzione, in questa sentenza, è stata definita più forte rispetto a questi due trattati. I due trattati di Maastricht e di Lisbona parlano di che cosa? Di libera concorrenza, di libero mercato, senza freni, quindi di Stato sociale. Non ne frega niente nessuno. Niente nessuno. Quindi se noi andiamo a impugnare la nostra Costituzione siamo tutelati a riguardo. Mentre fino a un po' di tempo fa si pensava come facciamo noi se abbiamo questi due trattati che sono più forti della nostra Costituzione. No, non è vero. La nostra Costituzione è più forte di questi due trattati. Scusa, ma allora convieni che la Camusso invece di andare alla Corte Europea vada alla Corte Costituzionale? Però c'è un'altra cosa da dire, Non ragazzi. capisco che senso ha andare a ricorrere alla Corte Europea che le fauci delle ore questa disbrana. Assolutamente. Perché parliamo della Camusso. Anche perché da chi è formata la Corte di E Giustizia allora Europea? che deficienti di dirigenti abbiamo? Se Attenzione, noi ci meritiamo abbiamo. la Carta Costituzionale è la prima fonte di legge in assoluto, ma è carta, ok? Se dietro non c'è il popolo, cioè questa carta l'ha fatta il potere costituente era il popolo. Se il popolo non c'è più, la Carta Costituzionale, sapete che cosa ci facciamo e che cosa ci stanno facendo? Quindi è indispensabile che noi diventiamo cittadini e iniziamo a sentire ogni giorno il dovere di essere fedeli alla Repubblica, perché è un dovere. Articolo 54. Abbiamo avuto dei diritti, li abbiamo persi, bene, adesso il nostro dovere è di ritornare a riprenderseli. Questo vuol dire far tornare viva la Costituzione. Anche perché anche nell'articolo 2 stesso lo dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali o dove si svolge la sua personalità, e richiede, la Repubblica, l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Cioè noi non è che noi siamo dei morti di sonno che stanno là in piedi ad aspettare che arrivi il Salvatore Gesù Cristo o il leader in questi casi, dei vari Qualsiasi movimento che voglia nascere adesso deve nascere da cittadini completi, quindi che sappiano capire le ragioni economiche e che conoscano il diritto vero, il diritto costituzionale. Benvengano i forconi si devono informare su che passi devono fare, su cosa devono chiedere, perché è giustissimo quello che fanno. Ok, bloccate le strade, ok, ci stiamo tutti. Ma mi raccomando, citate la Costituzione, mi raccomando, ricordatevi qual è lo scopo di queste proteste. Questo possiamo fare, questo lo possiamo fare. E questo mette in difficoltà, perché nel momento in cui noi diventiamo veramente forti in questo, non ci possono fermare, perché effettivamente la Carta Costituzionale è la prima fonte del diritto. Posso dire una cosa chiara? Quello che ha fatto più paura Marco, che ha fatto una relazione molto completa, con i feedback importantissimi, è stata l'assenza dei media. Cari i forconi sono stati gestiti come quando andavano col latte, sono stati protesta, e il potere gestisce le proteste come noi gestiamo i nostri bambini. Ormai sono diventate proteste.
Creare un movimento si parte da una cultura di base del cittadino molto elevata. A quello dobbiamo tornare. Aspetti. Siccome io nasco nella destra radicale, ma io sono nato con Platone, sono cresciuto con Evola e sto ancora studiando e citavo, adesso io mi espongo perché tanto la dico solo lo sa, io sono nazionalsocialista, però non ho niente a che fare con i campi di sterminio. Non penso. Ho studiato anche quello che ha detto Roger, che è stato un grande ideologo del nazionalsocialismo. Ho scritto 2 libri, Il mito, sono Mito 1 e Mito 2, introvabili, non li ho trovati, è lì che nasce la coscienza collettiva del movimento. Lì ci sono le basi scritte, di fatto Gesù ha pensato un movimento. Creare un movimento oggi senza l'essenza di media non è una cosa da poco. Ma i media sono governati dallo Stato. Chi ha detto che non bisogna censura? La censura esiste? No, perché c'è stato un articolo, mi dispiace, l'ho detto anche a Beppe, di Freda, che è il mio maestro il quale dice che in questo momento per la destra è un momento grandissimo. È un momento, lui ha detto, la destra ora si deve muovere, è comparso su un suo Facebook, lui ha detto la destra, su un articolo di Veneziani, ha detto che la destra in questo momento, però quello che ha detto Beppe è giusto, se noi ci dividiamo in miriadi di gruppi, perché tutti i 5 Stelle e tutta la Lega ha dato un po' di base culturale, allora è lì che ci dovrebbe essere da parte dal partito una divulgazione di concetti, come lei ha detto, dal punto di vista sociale e di cittadini preparati, non puoi andare con i forconi. È chiaro che fino a quando Questo sicuramente è quello che serve. Io penso che qua nessuno sia venuto perché non c'è stata la RAI che ha avvisato di questo incontro. Questo è l'inizio di quello che è la ricostruzione di una partecipazione locale e democratica. Questo è fondamentale. Altrimenti rischiamo di rifare l'Italia senza aver fatto gli italiani, c'è sempre lo stesso errore. Guardi, mi trovo veramente. Invece noi ci siamo persi perché abbiamo perso completamente il concetto di cittadini. Anni 80, anni 90 ce lo siamo completamente dimenticato, ci hanno scippato la Repubblica da sotto i piedi. Scippata. Non ce l'hanno ancora fatta. Ma De fatto è esautorata. La nostra Costituzione non agisce più, si stanno togliendo i diritti, non andiamo più a votare. Proprio con sentenza della Corte Costituzionale del 1 gennaio di quest'anno non si può andare a votare, tra l'altro, finché non ci danno una nuova legge elettorale. Perché se ce la danno vanno tutti a casa. No, ma poi chi cavolo votiamo adesso? Quando votiamo qualcuno ci arriva la commissariamento. Possiamo trovare uno da votare, vanno tutti a casa. Io la conosco bene perché era il fronte nazionale. Non è nato 80 anni fa, è una famiglia, padre e lei. Sento l'urgenza di dire una cosa. Prego. Ecco, allora secondo me l'Europa dell'euro, questa Europa monetaria, è veramente un controsenso, perché non può esistere un'unità economica se non vi è un'unità politica. Io penso che veramente siamo all'assurdo qua, cioè stiamo veramente dicendo, come posso dire, c'è la dittatura dell'economia, quindi per certi versi secondo me bisognerebbe recuperare anche un po' di valori di sinistra, una sinistra però ragionata, una sinistra non quella sinistra estrema che la vede, però secondo me stiamo veramente, scusate, io sto esponendo la mia opinione, la mia idea, sto semplicemente dicendo questo, che non può assolutamente stare in piedi ancora questa storia, cioè nel senso continuare con questa unità economica e con questa grandissima divisione politica, dove praticamente dovrebbe esserci un unico governo, dovrebbe esserci una federazione di stati
che quindi in poche parole come per dire gli Stati Uniti d'America, invece c'è un presidente. Allora questo avrebbe senso. Io penso che veramente, anche se sarà molto molto difficile, bisognerebbe veramente cercare di dare vita ad un movimento, però se vogliamo un movimento di cittadini consapevoli, dobbiamo in Italia, secondo me bisogna fare il cittadino, perché il cittadino in Italia manca completamente. Basta. Chiudo qua il discorso. Posso rispondere velocemente io? In effetti, da un punto di vista tecnico, potrebbe essere menzionabile anche quest'altra soluzione che lei ha detto. Quindi, cosa cambierebbe per noi? Se veramente in Europa diventassimo un'unione federale, cosa cambierebbe per noi in Italia? Noi comunque saremmo sotto di questa piramide, saremmo qui in fondo. Intanto che questi signori che sono sopra decideranno di darsi tutti i soldi di cui noi abbiamo bisogno per tutelare la nostra economia, va bene, allora ci può andare bene, ma di fatto noi come faremo poi a controllare chi sta sopra? Cioè, di fatto questo significherebbe ridurre tutte le nazioni europee, esattamente come degli enti locali, esattamente come ha detto l'economista Tim Condo, l'economista britannico che abbiamo visto nella parte finale delle presentazioni. Questo presuppone che ci siano dei fattori culturali, storici e sociali per fare queste cose. Al momento siamo dei popoli, cioè, ci sono molti popoli in Europa, non c'è un solo popolo. È impensabile di confrontare le situazioni degli Stati Uniti con quello che noi dovremmo più che altro puntare a diventare una comunità di popoli liberi che collaborano tra loro, perché è possibile, a mio parere, fare moltissime cose insieme e senza necessariamente cedere sovranità a un unico ente sovranazionale, che comunque, essendo un subparente in qualsiasi caso, sarà in qualsiasi caso molto difficilmente controllabile dal basso. Negli Stati Uniti, anche se è un popolo unito, già effettivamente ci sono stati molti problemi. La crisi economica alla fine è partita da là. I regimi di surplus di bilancio sono stati attuati per primi dagli Stati Uniti alla fine degli anni 90, e quello poi che ha innescato tutto il ciclo economico che ha portato all'esplodere delle situazioni nel 2007. Alla fine la popolazione, la democrazia anche negli Stati Uniti praticamente non esiste. A votare nel Parlamento, a votare il Congresso ci vanno meno del 50% degli elettori. Quindi a parer mio noi dovremmo puntare a realizzare una comunità di popoli liberi che collaborano. È possibile fare moltissime cose in quest'ambito, ad esempio è possibile riunirsi tra vari paesi in delle sedi riunite per discutere di determinati risultati che si sono raggiunti in ambito economico, sociale, e poi dai dati che emergeranno in queste riunioni sarebbe possibile diffonderli a livello di media per informare la popolazione. Quindi perché proprio la popolazione di ciascun Stato da basso poi sollecita il suo governo, e allora non si sia sufficientemente impegnato a darsi da fare altrettanto per raggiungere i livelli degli altri paesi europei che si sono dati da fare di più. E questo secondo me è il metodo per far sì che finalmente arriviamo a una vera democrazia, perché se aspettiamo sempre le decisioni calate dal centro o dall'alto, alla vera democrazia, che può essere solo dei popoli, anche di ciascun popolo, non ci arriveremo mai. Marco, una cosa, qui mi devo fare. Lei è partito da CNAP dal 1832, pensava che lei partisse dalla situazione in Germania post Repubblica di Weimar, e mi studiasse i dati economici che io ho naturalmente negli 10 anni successivi. Stop. In più, quando si parla di economia, a me vengono i brividi, perché mettere le mani sull'economia oggi a livello finanziario non te lo permetteranno mai. Tanto sappiamo a chi siamo in mano, a una stirpe che è da... Ok, non te lo permetteranno mai. Multinazionali, cito casi che è successo a Treviso, hanno fatto fuori Leclerc, che questo ve l'ho un dato sicuro, la CON e della COP, guarda da dove vengono, ma glielo do di sicuro, guardi, si sono messi d'accordo per fare un'unica offerta.
lo dico perché lavoro, eccetera, allora ormai potenze come la Coop in Italia non le ferma più. La Coop non è di destra, è di sinistra. Per cui prima bisogna socializzare, piuttosto che una repubblica economica, bisogna partire da una repubblica sociale. E se il cittadino non prende coscienza, è inutile andare qui i forconi dicono quello è un forcone, scusi, la differenza tra un forcone e un cittadino che parla è una differenza abissale. Mi sono spiegato così? Sì, assolutamente, quello che tentiamo di fare noi è loro sono riusciti a livello di mass mediatico a distruggere, bestializzare un movimento che è stato il nazionalsocialismo, che ha fatto delle grandi cazzate, che però dal punto di vista economico in 10 anni la Germania è passata da uno stato fallimentare ad un'economia che aveva un PIL. Diciamo, il regime nazista ha applicato un keynesismo non è brutale. nazista, perché quel termine a me non piace. È una repubblica sociale, è uno stato sociale, è una... Noi dobbiamo ambire ad avere uno Stato esattamente che tuteli quello che è scritto nella nostra Costituzione, ossia che sia una giusta commistione praticamente tra capitalismo e tra socialismo. Perché, mi scusi, guardi, io dico sempre, dei libri che ha scritto Hitler, mi piacerebbe strappare la prima e Mein Kampf, la prima e l'ultima pagina, e portarlo ai bambini di prima elementare. Guardi che l'ho fatto più vicino in Italia. L'ho detto straordinario. Non hai capito cosa vuole dire lei. Allora, solamente non l'ho mai letto, comunque so che non c'è scritto assolutamente nel Mein Kampf che bisogna fare i campi di concentramento. Quello che diciamo noi, scusa posso un secondo poi. Quello che diciamo noi è che al momento per portare avanti queste battaglie c'è bisogno di unità, quindi alla fine l'MMT per me non è qualcosa che non è né di destra né di sinistra, perché salvare una nazione, salvare una popolazione è un qualcosa che tutte le forze politiche, chiaramente democratiche, chiaramente rispettose dei diritti, devono unirsi per poter fare. Quindi in questa fase io vedo come prioritario unirci per difendere la nostra Costituzione, il nostro Paese, e senz'altro allora quello che dice lei, senza un consenso della base. La cosa più apprezzabile secondo me di tutta la tua spiegazione, di tutto il tuo intervento, è la tua capacità di essere super partes di fronte alla scelta politica. Grazie. E io credo che questo ti debba essere reso merito, perché che uno sia di destra o che uno sia di sinistra, comunque ascoltarti è stato un piacere e anche una cosa molto tecnica, quindi bravo. Grazie. Il ragazzo che voleva fare una domanda, un secolo volevo fare una domanda un po' allora si parla che se l'Italia viene dall'euro svaluterà la lira e volevo capire in cosa consiste la svalutazione, cioè praticamente come avviene per emissione della spesa pubblica tramite spesa deficit, in quanto tempo avviene, e perché prima ho sentito che hai detto che tramite il programma che propone l'MMT si vuole fare un'operazione per cui la lira sarà rivalutata rispetto all'euro. E quindi volevo anche capire se è nel nostro interesse che la lira venga valutata o venga rivalutata. Certo. Perché da quello che ho capito l'euro è stato fatto, o comunque anche lo SME è stato fatto per impedire le svalutazioni competitive. Ma cosa significa? Il tasso di cambio è un figlio questo è decisivo. Rispondo subito entrambi. Allora, la svalutazione che viene ipotizzata nel caso del ritorno dell'Italia alla valuta sovrana viene ipotizzata sotto diversi punti di vista. Innanzitutto si fa riferimento al differenziale di
inflazione che c'è tra i diversi paesi, quindi chiaramente si fa riferimento al fatto che ci sono dei paesi europei ai quali noi esportiamo che hanno un'inflazione minore, quindi laddove noi abbiamo un'inflazione maggiore si ipotizza che la svalutazione avvenga proprio per questo, per recuperare praticamente il gap di competitività che c'è con questi altri paesi con inflazione minore. Si ipotizza che la nuova valuta verrà svalutata al fine di recuperare questo differenziale di competitività, quindi la funzione della svalutazione alla fine è quella di essere più competitivi, perché svalutando tu abbassi i prezzi dei beni che produci all'interno del paese, puoi esportarli a prezzi minori, quindi puoi avviarti una politica di surplus commerciale. Ci sono poi degli altri meccanismi con cui avviene la svalutazione, consistono nelle speculazioni, ad esempio nei mercati del forex, dei cambi. Si ipotizza anche qui che ci possono essere degli attacchi al nostro paese per obbligarci in qualche modo a rientrare all'interno del sistema euro, per cui verrebbero vendute delle grandi quantità di lire per acquisire altre valute e svalutarle e crearci dei problemi. Tutti questi problemi qua, però, con la nostra soluzione li risolviamo, perché se avete ben fatto caso a quello che abbiamo detto alla fine, il governo non dovrà convertire tutti i depositi di euro in lira, dovrà lasciare i depositi in euro e dovrà far sì che quella tassazione appena imposta gli attori economici siano costretti a vendere gli euro per acquisire le lire necessarie. Questo non potrà in nessun modo causare una svalutazione della lira, perché in economia ciò che si svaluta è sempre ciò che viene svenduto, non ciò che viene acquistato, non ciò di cui c'è bisogno. Ciò che è scarso è ciò che in economia ha più valore, quindi in un primo momento la lira sarà una cosa scarsa, ricercata. Noi non diciamo che bisogna svalutare la moneta per esportare, assolutamente. Noi diciamo che la moneta deve essere un giusto valore che consenta comunque di acquisire, di avere anche delle esportazioni, perché le esportazioni possono essere utili anche per acquisire importazioni. Ma diciamo che la prima cosa da tutelare è il potere di acquisto, quindi in quest'ambito siamo contrari a una svalutazione troppo forte della nostra moneta. Quindi noi proponiamo questa soluzione. Volevo dire una cosa, tasso di cambio? Il tasso di cambio è deciso dal governo e noi proponiamo un tasso di cambio iniziale 1:1 e poi tutto in base a quello che decide il mercato. Perché se noi ci vincoliamo a un tasso di cambio fisso con le altre valute, ci metteremo in manetta, esattamente come ha fatto l'Argentina negli anni 90, che è stata costretta a indebitarsi in continuazione in dollari, ancora oggi non ha neanche ripagato l'intero debito in dollari. E è una cosa che ha causato fortissimi problemi a quel paese, che è andato in default nell'Unione. Perché li metto sui panni di quel 30-40% che votano, che sono quelli che hanno qualcosa a perdere. Quelli hanno paura di perderlo passando. Cioè, se tu mantieni il tuo conto in euro, ma poi devi acquisire lire, se per acquisire lire si svaluta il conto in euro, ma forza che questi hanno paura e fanno la resistenza. Il problema è che questo oggi è molto sbandierato. Non l'hai detto è questo, non l'hai detto è questo. Diciamo, dicono se si va fuori dall'euro è un disastro perché perdete gran parte dei vostri soldi. È il terrore che fa. La paura deriva dalla non comprensione, dalla non conoscenza del funzionamento dei sistemi monetari. Perché comunque quei depositi in banca potranno essere sempre garantiti dalle banche centrali. E noi proponiamo anche un controllo sul movimento dei capitali, quindi diciamo che l'utilizzo che le banche fanno del denaro deve essere indirizzato a fini pubblici, quindi vogliamo l'abolizione del sistema speculativo, l'abolizione della possibilità di queste banche d'affari di investire in titoli tossici. Questa è una cosa che si può fare anche il mercato bancario, diametralmente opposto a quello che sta facendo adesso. Certo. Sì, volevo chiedere io due cose. La prima riguarda i mutui contratti in euro, la seconda i titoli di Stato in euro. Cosa ne saranno di questi due strumenti da una parte? Perché tutti quanti dicono ma
cosa succede dei nostri mutui, cosa succederà dei nostri titoli di Stato che abbiamo in euro. Questo volevo sapere un po'. Allora, i titoli di Stato saranno ripagati in euro da parte dello Stato italiano, però lo Stato, in base all'interesse pubblico, dovrà ristrutturare il debito, quindi proporre agli investitori, a coloro che hanno investito in questi titoli, delle condizioni, ma sarà lui a proporre, non se le farà dettare, esattamente come ha fatto l'Argentina. L'Argentina, essendosi indebitata in dollari quando ha agganciato il peso al dollaro, ha dettato lei le condizioni ai mercati finanziari. Praticamente ha realizzato 2 tranche di ristrutturazione, una del 2005 e una nel 2010, e oggi ha dei problemi, ma con solo un 7% degli investitori. Da notare che il pagamento in euro è comunque possibile in ogni momento, dal momento in cui le lire potranno essere utilizzate anche per acquisire euro, per comprare euro nel mercato di cambi, nel forex. Quindi diciamo che anche da questo punto di vista non c'è un reale problema nel procurarsi gli euro per pagare i debiti. Ci sono varie strade anche qui e c'è una forte elasticità che può utilizzare il nostro paese per pagare i debiti pregressi. Da notare che l'uscita dall'euro di un paese importante come l'Italia con ogni probabilità causerà il collasso dell'intero sistema, quindi a quel punto il problema di ripagare debiti in euro non si porrà neppure. Per quanto riguarda i mutui, abbiamo detto nel nostro programma, proponiamo l'obbligo da parte delle banche di rifinanziare i mutui in lire su richiesta del debitore. Questa è una cosa che immagino che la banca, che ero molto attento, assume anche la responsabilità giuridica del debito del debitore. No, è scritto che lo Stato si assumerà i debiti in euro dei debitori, i debiti che sono intrattabili, che sono troppo elevati. Esatto, e li ritratterà con Certo, il debitore in lire in funzione anche della sua capacità di reddito. Certo. Da notare che il debitore può sempre... Questo mi riferisco, è socialità, questa è Repubblica Sociale, non è Repubblica Economica. Allora negli economisti dovevano esserci un altro nome, Benito Mussolini. Guarda che è uno dei migliori economisti dell'ultimo secolo. Io devo dire una cosa, siamo super partes. Super partes. No, ma con la questione economica, ognuno di noi qua dentro ha le proprie scelte politiche e io sono veramente d'accordo, perché non avere una scelta politica è stupido dal mio punto di vista. Però c'è una cosa che ci terrei. Allora, ci sono delle domande che generalmente vengono fatte e che sono molto importanti. Allora, noi abbiamo parlato della struttura dell'euro, anzi della struttura dell'Unione Europea e della struttura di conseguenza dell'euro. Di fatto tutti si chiedono, ma perché la Germania, che abbiamo visto comunque ha abbassato i salari per aumentare la competitività, per l'esportazione, e di conseguenza, come mai la Germania è entrata nell'euro in un sistema che comunque è stato disastroso per tutti i paesi che fanno parte non dell'Unione Europea ma che hanno adottato l'euro, come mai la Germania ha tenuto botta di più? Ecco, e soprattutto una cosa importante anche dal punto di vista, come mai la Germania è entrata con un rapporto, perché me lo chiedono tutti, di 1-1 quando siamo entrati nell'euro. Euro fatto di immagine e somiglianza del marco per volontà del trattato di Maastricht con inizio sine qua non, se non sbaglio, perché la Germania entrasse all'interno e adottasse l'euro. Marco? Perché se la lira fosse entrata nell'euro 1-1 saremmo multimiliardari. Una lira, un euro. Una lira, no? Andiamo di dire una lira, un euro, Germania senz'altro ha insistito molto nel processo di creazione e di unificazione monetaria per portare quanti più paesi possibili all'interno e poter quindi utilizzare questo gioco di acquisizione di fatto di una valuta che sarebbe stata sottosvalutata rispetto al marco per battere da un punto di vista delle esportazioni tutte le altre economie che
entrate in questo sistema. Non è un caso che persone come l'ex presidente della Germania Helmut Kohl di fatto hanno insistito molto con il nostro paese perché entrassimo in questo sistema, perché loro avevano proprio il terrore della nostra industria. L'Italia, come economia, l'Italia è arrivata anche ad essere la prima manifattura in Europa come produzione manifatturiera. Quindi di fatto questa è la loro paura. Loro hanno tentato di imbrigliarci all'interno di questi meccanismi per distruggere la nostra economia e per trarne i commessi valori. Quanta era la valutazione lira-marco nel 92? 260. E allora Prodi ha venduto la lira 4 volte il valore del marco, cioè ha perso 4 volte il valore. Assolutamente sì. Pochissimi. E infatti ho fatto Presidente della Repubblica adesso. Lui lo ha amato. Da notare che non avevano... Di chi mi fa pubblicità dell'Europa? Diciamo che comunque, finisco poi, scusa, non è vero quello che dicono i media che la Germania non ha problemi, ha retto molto meglio degli altri colpi, ha retto meglio degli altri sì, però bisogna anche vedere i costi ai quali ha retto questo colpo. Oggi in Germania un quarto della popolazione è sottopagata, addirittura si calcola che rispetto a tutte le altre economie europee la Germania abbia come quota più lavoratori sottopagati rispetto agli altri, impiegati in questi lavori con contratti a termine che si chiamano mini jobs, pagati una miseria da 400 a 450 euro al mese. Le tutele sono in parte state introdotte in questi contratti solo ultimamente nel 2013. Comunque la Germania sfora tranquillamente del 3-60%. In più la Germania bara, assolutamente bara, perché sfora, con la sua spesa deficit sfora di oltre il 3% e il rapporto deficit-PIL. In più addirittura ha una cassa depositi e prestiti, che iniziali sono KfW, i cui bilanci non sono conteggiati all'interno del debito pubblico. E questo è un ente creditizio che di fatto finanzia anche con miliardi l'industria tedesca. Marco, smentiscimi pure perché non sono in Bosnia, che è l'ultima che è entrata, si trova in Slovenia, arrivano, questo ne sono certo, fondi della Banca Comune Europea a IOSA, e lì è un mercato in mano delle imprese tedesche. È un caso, è una fatalità, sono più bravi di noi a livello di management oppure questo è un dato di fatto, non è che lo dica io. Ci sono consulenti italiani che ora il lavoro lo fanno nella Repubblica dei Balcani, andare a portare fondi della Banca Comune Europea e aprire aziende all'estero. Sì, sì. È un caso? No, non è un caso, è voluto che questi sistemi, questi paesi sono stati portati dentro questo sistema per fare l'interesse delle finanze. Tu quando privi uno Stato delle sue moneta sovrana, di fatto i soldi dov'è che va in cerca per finanziare tutte le sue spese? Chiaramente dagli investitori privati, quindi la Banca Centrale Europea finanzia per statuto gli investitori privati, non può finanziare gli Stati. Quindi chiaramente i vari vincitori di questo sistema sono loro. Prego. Volevo chiedere il ripristino che voi proponete del matrimonio tra Ministero del Tesoro e Banca d'Italia. Come avviene? Adesso la Banca d'Italia è privata. Allora, qua c'è da fare un discorso essenziale. Innanzitutto non è vero che le banche private sono private, sono alla fine degli istituti pubblici, così come tutto il sistema bancario. Eventualmente c'è il problema delle azioni che possono essere acquisite da privati all'interno di queste banche, della partecipazione al capitale all'interno anche delle banche centrali che può essere privato e che può essere un fattore che causa problemi perché poi in ambito di decisioni di politica monetaria le banche centrali possono salvare in un momento di crisi ad esempio solo le banche che partecipano con il loro capitale ai capitali di queste banche. Quindi questa è una cosa che per dire è successa negli Stati Uniti dove a seguito della crisi finanziaria
ancora non si sa esattamente i soldi che la Banca Centrale Americana ha dato alle banche private. Quindi, comunque quello che voglio far comprendere io è che le banche centrali di per sé sono istituzioni pubbliche sotto il controllo da parte dello Stato, del governo dello Stato. Quindi se alla fine non si comportano come governo è perché politicamente il governo le lascia fare. Il cosiddetto divorzio tra il Ministero e Banca Centrale Italiana dell'81 in verità un falso problema anche quello, perché in verità è stato fatto il cosiddetto divorzio per aderire al sistema monetario europeo. Quindi di fatto le banche centrali eseguono quello che loro viene detto dal governo, non sono indipendenti. Che fa le leggi? Chi è che fa le leggi e governa l'attività della banca centrale? È il governo. Va detto che il Trattato di Lisbona, non so se Marco mi dà conferma di questo, il Trattato di Lisbona dei paesi europei, la Germania è quella che ha sottoscritto clausole e ha posto delle condizioni molto più aperte per lei rispetto a quello che abbiamo firmato noi. Ad esempio, la Germania non deve mai ratificare, perché la Germania ha messo la condizione che ogni intervento dell'Europa che viene calato dall'alto viene passato attraverso il Parlamento europeo, il Parlamento tedesco, il Bundesrat. L'Italia no, l'Italia ratifica. Ok, cioè noi dobbiamo praticamente ricevere questa soluzione calata dall'alto dall'Europa, la Germania no. Vedi il deficit, vedi tutto. Ecco, non è che la Germania abbia sforato e abbia disatteso qualcosa, non ha disatteso. La Germania non ha sottoscritto le clausole che abbiamo sottoscritto noi. Questo va detto perché questo va proprio a sbugiardare i politici italiani che dicono la Germania è più brava, la Germania non ha sottoscritto quello che avevamo sottoscritto noi, punto. Così come l'Inghilterra, eccetera. I trattati di Maastricht e anche di Lisbona predispongono praticamente delle deroghe per alcuni paesi membri. Ad esempio anche il fatto che alcuni paesi siano all'interno dell'Unione Europea ma a loro è consentito di usare le loro valute nazionali, e che quella è una concessione particolare che viene fatta, che è stata fatta nella struttura dei contratti già prima di Maastricht. In verità questo è un elemento che potrebbe giocare a nostro favore, perché l'articolo della Convenzione di Ginevra di cui prima facevo riferimento Elisabetta afferma che tu avresti il diritto di violare i trattati internazionali qualora gli altri stati non fossero nelle tue condizioni, quindi non rispettassero le condizioni che invece tu sei costretto a sottoscrivere. Ma anche solo per il fatto che la Germania sta ottenendo a deficit del 3%, già quello potrebbe essere un motivo sufficiente anche dal punto di vista del diritto internazionale per sganciarci da questi trattati. Da sottolineare che comunque l'adesione ai trattati di per sé è una cosa volontaria, cioè, non esiste a livello europeo un superstato che se noi decidiamo di uscire possa farci arrivare l'esercito, possa mandarci un poliziotto internazionale per arrestare il nostro presidente. Alla fine anche l'ONU, che là si aderisce a dei punti basi, però all'interno dell'ONU ci sono paesi democratici e ci sono altri paesi antidemocratici che non rispettano gli stessi diritti fondamentali, quindi diciamo bisogna sempre tenere distinto l'ambito dei trattati internazionali da quello legale interno di una nazione. Sono due cose completamente distinte. Il discorso che si fa che è impossibile uscire da questi trattati è un discorso fasullo, perché l'adesione ai trattati viene su base volontaria. C'è qualcuno che può importi a livello coercitivo di rispettarlo. L'Eurogamma è stata istituita dal trattato diverse, e l'obiettivo è quello di arrivare per i paesi che l'hanno sottoscritta ad avere un corpo di polizia comune che sia anche più forte delle polizie locali, proprio per questo scopo qua. Quando noi
ci troveremo a dover essere sottoposti a una polizia più forte delle nostre stesse polizie nazionali, e allora sì che potrebbe essere un problema. No, perché ieri sera sentivo riguardo a TTIP, che dicevano che non riguardava il nostro questo trattato ma quello già stipulato, adesso non ricordo il quello che riguardava il MES, dove gli agricoltori hanno disobbedito alla regola e hanno usato delle sementi una regola, ed è venuto l'esercito a smantellarlo su stati sicuri. Cioè non è che vengono che dove fanno Noi ci opporremo, santo Dio, no? Quando sono venuti i tedeschi ci siamo ricordati. Ragazzi, ok, però insomma. No, comunque la roba ancora non è attiva, ha modalità coercitiva. C'è però la sua. Sì, ok, ci butteranno le bombe nucleari, nel senso. Ma c'è nessuno. Il loro compito è farci paura, Sicuramente il problema di questi trattati internazionali non è così semplice da toglierci. Mi permetto solo una piccola cosa. I trattati internazionali, una volta firmati, hanno poi delle conseguenze. Allora, anche lo Stato a moneta sovrana poi, come è successo con l'Argentina, si deve toccare un'infinità di questioni con studi legali internazionali, i famosi SDN, che è un bordello della Madonna. Per cui quello che noi andiamo ad affrontare non è un processo semplice. Presuppone da una parte nostra la volontà ferrea di tornare a una democrazia, a una repubblica, dall'altra una classe politica degna di questo nome che sia in grado di affrontare le sfide nel mondo globalizzato, quindi dell'uscita dai trattati europei, delle ovviamente sanzioni che ci saranno a livello internazionale con gli Stati Uniti, perché poi quando firmeremo il TTIP ci sarà l'asse atlantico, quindi ci faranno un culo così tra virgolette, sarà tutta una serie di problemi. Il trattato Fiscal Compact è un trattato outside dai trattati europei, non è neanche un trattato europeo, però è un trattato internazionale vincolante, dove il guardiano è la Corte di Giustizia Europea e ci fanno le multe. Se il governo le paga è colpa sua, comunque ci sono queste multe. Idem per quanto riguarda il MES, anche quello è un altro trattato di diritto internazionale che non c'entra niente con i trattati europei, che non c'entra niente con il Fiscal Compact, e sono tutte scatole cinesi. Quindi le persone che saranno al governo di una nazione tornata indipendente dovranno farsi un mazzo tanto. Inutile che stiamo qua a dirci che sarà una passeggiata. Per quello insisto molto sul fatto che lo dobbiamo davvero volere, perché altrimenti vogliono loro per noi e ci danno questo, ok? Cioè è vero che abbiamo pagato tanti prezzi, scusi, e diceva cosa abbiamo pagato di prezzi. Ok. Centinaia di migliaia di euro. Perfetto. Certamente, mia madre è del 31, la guerra l'ha vista tutta. Perfetto. Case distrutte, il disastro, sono 10 anni di crisi economica. Se andiamo a vedere i risultati di questa crisi economica, è quasi una guerra. E più andiamo avanti, è proprio una guerra. Andiamo a contare i morti, quelli che si sono ammazzati per motivi economici, andiamo a contarli comune per comune, è una guerra. Per non parlare di cosa succede in Grecia, in Spagna, dove abbiamo delle situazioni che magari neanche ce la pongono. No, io volevo solo a livello pratico chiederti come si può seguire l'NDT, le vostre conferenze, come si può restare informati con voi? Certo, guarda, allora noi abbiamo una mail di riferimento a livello di associazione Veneto, che poi te la do se vuoi, veneto@mnt.info, è possibile tramite questa mail
richiedere di diventare attivisti o anche di diventare soci, e in questo modo si viene inseriti in una mailing list di attivisti, e così è possibile rimanere informati di tutte le nostre iniziative a livello regionale. Ok, e essere attivisti che cosa comporta? Essere attivisti comporta Poi anche mandare innanzitutto... un sito, me lo vado a vedere, magari se c'è una, Certo. se c'è un'istituzione. C'è anche il sito Veneto, dopo te lo scrivo anche quello. Ah, ok. No, qua c'è il sito, questo è il sito nazionale, questo. C'è quello Veneto. E c'è anche quello Veneto, che è un po' lunghino, è MMT Veneto, altervista, è un altervista praticamente, dopo te lo scrivo insieme alla me. Viene richiesto agli attivisti innanzitutto disponibilità, impegno a partecipare ad almeno una delle nostre iniziative, e per quanto riguarda i soci viene richiesto anche una quota di iscrizione annuale che attualmente è 25 euro, e chiaramente noi non possiamo obbligare nessuno a fare qualcosa, però comunque sollecitiamo varie volte le persone a fare. Quello che notiamo noi nelle nostre riunioni purtroppo in certi momenti è una scarsità di affluenze, quindi chiaramente nell'ambito del rispetto della cortesia poi ogni tanto sollecitiamo anche qualcuno a darsi da fare, insomma, perché ultimamente ci siamo trovati anche in pochi, quindi. Grazie. Grazie. Grazie a voi.